Fondamentalmente noi siamo nella viticoltura e produciamo uva, un'uva di qualità nel Mandorlo-Isai, da poter conferire alle cantine che poi trasformano e ne escono poi con un prodotto imbottigliato. Il vigneto è composto da circa 1 ettaro in questa zona qui, abbiamo poi anche altri appezzamenti. Abbiamo un vigneto ad Alberello, che è un vigneto diciamo storico di 60 anni, e poi altri 2 appezzamenti a spalliera a doppio cordone speronato. Tutto diciamo come qualità vitata di Mandorlo-Isai, composto da Bovale, Monica e Cannonau. Queste sono le qualità. Attraverso la misura del GAL abbiamo deciso di realizzare una ristrutturazione di un fabbricato che ci servirà come punto d'appoggio per tutte quelle che sono le attrezzature e diciamo anche la logistica della gestione della nostra azienda agricola. E poi in futuro potremo anche decidere di trasformare direttamente il prodotto in noi. Questo ancora non l'abbiamo deciso, però stiamo gettando le basi per poter avere dei locali d'appoggio. Abbiamo deciso di installare una stazione agrometeorologica che ci permetterà di monitorare comunque gli aspetti climatici e per la difesa diciamo, sull'aggressività delle malattie della vite. Questa ci permette di ottimizzare comunque i trattamenti fitosanitari ed evitare di fare diciamo, ulteriori trattamenti inutili e ci permette di agire con un focus migliore sulla presenza dell'infezione effettiva. La stazione ha a bordo una serie di sensori che poi ci permettono di avere una simulazione dell'effettivo sviluppo delle infezioni nella pianta. Ecco. Al momento ci piace fare quello che stiamo facendo, quindi la viticoltura, e cercare di portare e di produrre dei prodotti di buona qualità. Se io dovessi dare un consiglio alle persone che vivono nei nostri territori, forse sarebbe quello di crederci, se possiedono comunque una buona base di partenza, come può essere una piccola terra o anche una vigna, cercare di dargli il valore giusto, impegnarsi e soprattutto cercare di rimanere nei nostri territori dove comunque riusciamo ancora ad avere una buona qualità della vita e le opportunità non mancano. Con un po' di idee, con l'innovazione, la digitalizzazione e il lavoro, che anche quello si deve mettere in pratica, secondo me ci sono tutte le caratteristiche per poter crederci e rimanere a investire sui nostri territori.